L'impianto funiverario non risolve il problema delle Olimpiadi, quindi non è mai stato fatto per le Olimpiadi, è stato fatto per garantire alle persone, turisti che arrivano a Cortina, di poter salire sulle piste da sci senza utilizzare l'autovettura privata. Abbiamo tentato di farlo per le Olimpiadi, si è dimostrato un progetto molto più complesso di quello che si era immaginato fino a un certo punto, non per le ragioni geologiche, invece la geologia è ampiamente controllata. Raccontava così Fabio Massimo Saldini al nostro direttore Luigi Bacialli nell'intervista di bilancio post Giochi Invernali 2026, un progetto, quello per l'Apollonio Socrepes, nato come un unico intervento di partenariato pubblico-privato per creare un sistema integrato di mobilità a Cortina d'Ampezzo in vista delle Olimpiadi 2026. Cabino via, parcheggio interrato e people mover. A febbraio 2025 Simico decide però di rimodulare il progetto separando l'intervento in più stralci funzionali. La priorità diventa la cabino via, considerata indispensabile per garantire i collegamenti verso l'area delle Tofane durante i giochi. Simico subentra ai privati e accelera l'iter pubblico dell'opera. Pochi mesi dopo emerge il primo nodo sugli appalti. Simico annulla la pregara e la procedura viene rifatta da zero. A luglio l'affidamento diretto dei lavori all'ATI, composta da Graffer, Dolomiti Strade e Ecoedile, fa saltare la mosca al naso ai cronisti. La Graffer non è l'originale trentina dei pionieri degli impianti di risalita che nel 1956 costruirono gli impianti per le Olimpiadi di Cortina, ma la società di Sergio Lima, che ne ha inglobato marchi, brevetti, stampi e che mai prima d'ora, per bocca dello stesso patrono ai microfoni di Report, ha costruito una cabinovia, ne ha la tecnologia adeguata per la quale si affida alla turca Anadolu Teleferic. Nel frattempo aumentano contestazioni e dubbi, soprattutto sotto il profilo ambientale dell'opera. Ansfisa, l'autorità ministeriale, non ha mai rilasciato l'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio, strategico per le Olimpiadi, che non è mai entrato in funzione. Alla notizia dell'inchiesta della Procura di Belluno, la richiesta della deputata di EVS Luana Zanella è perentoria. Credo che a questo punto l'amministratore delegato, commissario straordinario, direttore generale della Simico debba dare le dimissioni. Si sapeva benissimo che sarebbe stato impossibile finirla prima delle Olimpiadi. A questo punto aspettiamo che la magistratura faccia il suo percorso, ma per quanto ci riguarda il sospetto che qualcosa di veramente grave sia accaduto è stato da noi stessi in più occasioni denunciato.